Buonasera, che calcio che fa? È la prima puntata in televisione su Lombardia TV di questo format che è già iniziato, ha qualche anno di vita sulla radio con Silver Music Radio ogni lunedì dalle 11 alle 13 e sul web con checalciochefa.com con praticamente il calcio dove non riesci a reperirlo, insomma una situazione molto, molto atipica che è quella differente diciamo dei siti di natura specifica, tipo non so, l'Inter, il Milan. Ecco, questo è il Che calcio che fa, che va a prendere delle sacche di calcio un po' differenti. Approdiamo in televisione su Lombardia TV con le frequenze di canale appunto per la Lombardia 99 e 599, le dico una volta per tutte perché sono tante, quindi abbiamo nel Lazio canale 890 del digitale terrestre, 219 in Piemonte, in Liguria il 665 e in Veneto il 674. Ricordo chiaramente che si può vedere in streaming su telesolregina.com e il sito di riferimento, oltre a quello che è checalciochefa.com, c'è checalciochefa.it. Mutiamo diciamo il concetto della trasmissione in radio portandolo qua in televisione, quindi si porta in televisione, si portano personaggi, ospiti che hanno una provenienza sia calcistica ma anche non calcistica, perché la cosa più divertente di questo è parlare di calcio per dopo poi poter arrivare a parlare di qualcos'altro in una maniera diciamo molto agile e divertente. Incomincio a parlare degli ospiti, i primi due ospiti di questa stagione che sarà di 32 puntate sono un ospite calcistico ma mica tanto e un ospite non calcistico ma mica tanto, perché dopo arrivato a un certo punto si tratta sempre di passione legata al calcio e quindi vado a presentare il primo ospite che in teoria non viene dal calcio ma ha suonato assieme a Renato Zero, ha suonato con Mina, ha suonato con tantissimi artisti, grandissimi chitarristi della ribalta nazionale e internazionale come Tuff Tillemans, Pat Martino, Birelli Lagren, Tommy Emanuel. Insomma, ho il piacere di avere in studio Gigi Cifarelli. Ciao Fulvio, ciao a tutti, grazie di questo invito, un piacere di essere qui anche con la chitarra ogni tanto, visto che ho fatto spesso trasmissioni relative al calcio, ma mai con lo strumento in mano, quindi questa è una cosa che mi fa molto piacere. È una piccola novità da questo punto di vista, però so benissimo che tu di calcio te ne intendi tantissimo. Come si intende tantissimo di calcio, anche perché poi è la sua professione, abbiamo Riccardo Svanera che è agente FIFA dal 2009, insomma è giovane ma ha già una bella esperienza, come anche un apprendistato all'interno della Lega Nazionale Dilettanti. E poi anche altre attività sempre legate al calcio, come per esempio un blog e un negozio di abbigliamento che si chiama Blug Don't Lie, dopo ce ne parlerai ampiamente. Ciao Riccardo. Ciao Fulvio, grazie a voi dell'invito, è sempre un piacere venire qui ospite da te, soprattutto perché si parla di calcio in maniera differente. In maniera differente, sì, perché dopo alla fine ci sono sempre le polemiche, no? Ogni giorno le leggiamo sui vari giornali, ma anche al bar alla fine dopo si va a vedere diciamo il lato un po' differente, no? Del calcio. Ci piace parlare di calcio a 360 gradi anche guardando anche un po' al passato, anche poi lo si vede chiaramente anche dalla sigla, no? Dove ci sono questi riferimenti incredibili da giocatori degli anni 60, 70, 80, insomma li abbiamo visti, no? E sono quelli Noi li abbiamo visti. Noi li abbiamo visti. Riccardo un po' meno, visto che è un giovincello. Va bene, allora dico alla regia di iniziare, che iniziamo Che calcio che fa, e iniziamo chiaramente buttandoci nel clima derby, perché iniziamo proprio col botto, questo Inter Milan, e chiedo alla regia di far vedere intanto la classifica per vedere dove sono collocati in questo momento il Milan e l'Inter. L'Inter è a 16 punti, quindi a 8 punti di distanza dalla capolista che ormai sta prendendo il volo, mentre il Milan è a ovviamente 4 punti di distanza con una partita da recuperare. Quindi insomma è un derby in qualche modo che già può regalare un certo interesse, anzi un notevole interesse. Domando a voi innanzitutto questa, chiamiamola così, questa ripresa da parte di Milano, intendendo proprio per le due squadre, all'interno del calcio. Sento Gigi. Io credo che in questo caso particolare sia un derby
un po' più equilibrato di quelli degli anni precedenti, perché il Milan finalmente ha una struttura societaria un pochettino più importante e definita e assolutamente molto più credibile. Ha sicuramente portato un giocatore carismatico e di altissimo livello come Higuain in un ruolo in cui sicuramente l'anno scorso siamo stati molto carenti e salvati dalla sorpresa bellissima di un giovane come Cutrone, che però chiaramente ha bisogno di tempo e di spazio per magari potersi sobbarcare un peso di un attacco come invece può fare Higuain. Automaticamente è cresciuto molto anche Suso, perché ha un punto di riferimento importante a cui riferirsi, e secondo me quello che ho notato ultimamente ho percepito una buonissima sensazione di gruppo della squadra, cioè di coesione fra l'allenatore e il gruppo, cosa che invece magari prima non percepivo moltissimo. Sicuramente c'è stato un calo abbastanza evidente di un giocatore di grande talento come Çalhanoğlu, che se dovesse ritornare a giocare ai livelli nei quali si è presentato l'anno scorso dopo l'arrivo di Gattuso sarebbe un'altra arma in più per il Milan, come lo è Bonaventura. Certamente il Milan in questo momento si presenta con una situazione dietro meno solida di quella dell'Inter, a mio parere. Questo, diciamo, stai già entrando nelle pieghe, diciamo, della partita, e ti ringrazio. Ovviamente quella chitarra non è a caso messa lì, quindi tu sai benissimo che dovresti avere il centro del palco, allora ti chiedo solo ogni tanto. E tu lo sai che io sono un improvvisatore, esatto, quindi non abbiamo stabilito niente, è importante che si sappia. Tu hai detto derby, cosa devo fare? Ecco. Questo è Milano, insomma, vabbè, da un punto di vista quindi di ricrescita, diciamo, di rinascita della città di Milano con le sue due squadre che sono cresciute da un punto di vista, diciamo, societario. Chi arriva, parlo con Riccardo, chi arriva meglio, visto che ci sono state anche le due soste, le pause della nazionale, quindi delle due squadre, e quindi alcuni milanisti sono arrivati prima, gli interisti sono arrivati dopo, e quindi hanno avuto un minor tempo a disposizione. Spalletti ha avuto un minor tempo a disposizione per cercare di rimettere in sesto le cose e pensare al derby. Ma a livello di classifica sicuramente arriva meglio l'Inter, perché comunque la matematica non è un'opinione. Condivido con quello che ha detto Gigi, nel senso che comunque dopo tanti anni avremo finalmente un derby molto equilibrato. Le due squadre a livello tecnico, dal mio punto di vista, hanno alzato il livello, soprattutto tecnico. Penso che sarà anche curioso vedere il confronto, perché sono due squadre a livello tattico che fanno comunque un calcio diverso, quindi il Milan con Gattuso fa più un giro palla, porta più la palla, l'Inter cerca, con le caratteristiche che hanno i suoi giocatori e Spalletti, più un gioco in profondità, e quindi cercano più di aggredire il campo. Penso sia una partita equilibrata, spero da tifoso milanista, ovviamente Fatoti. spero da tifoso milanista che possa prevalere il Milan, però la vedo molto difficile, perché l'Inter è una squadra molto solida, soprattutto dietro, in difesa. Ha fatto un mercato importante quest'anno, ha il centravanti forte come ce l'ha il Milan. Il Milan, se devo dirla tutta, ha più incognite. Però c'è anche la cabala, quindi dalla mia e dalla tua parte. Ovviamente cambia. No, l'Inter ha vinto 7 partite consecutive, quindi prima o poi deve non vincere. Il Milan non vince in casa dell'Inter da 8 anni. Mi piace questa guffata. No, non è una guffata, questa è oggettività. È anche la legge dei numeri, prima o poi deve succedere. Ecco, chiedo alla regia il contributo numero 4, vediamo, questo è un piccolo fumetto a livello grafico. Il fumetto dice Icardi o Higuain, e poi dopo la risposta magari di un'altra persona, Asamoah.
Allora, diciamo la verità, molte volte proprio questo si sposa con quello che tu stavi dicendo, no? Perché uno pensa in una certa direzione, pensa che una squadra possa essere più forte, e poi nel derby spesso e volentieri succede che la squadra meno, Sì, diciamo, sì. performante o che arriva peggio in realtà vince il derby, no? E in questo caso tutti si aspettano i due centravanti, no? Icardi e Higuain, che Higuain ha segnato anche abbastanza in quest'ultimo periodo. Icardi ha cominciato a sbloccarsi e poi dopo invece può sbloccarsi con dei giocatori, io penso a Samoa, ma Sicuramente. penso anche a Bonaventura, Ma per anche che esempio. sì, A Samoa da un punto di vista tattico, anche ovviamente, Nainggolan, no? anche Nainggolan, cioè spesso, anzi in certe partite i cursori hanno quasi sempre un'importanza fondamentale. Poi ripeto, sarà una partita equilibrata e bisogna vedere anche chi avrà voglia di rischiare più dell'altro, perché ci sarà secondo me una fase di studio importante all'inizio. Parlando di quello che dicevi, mi viene in mente, visto che prima citavamo Sacchi, un derby sciagurato nel quale il Milan, e io ero in tribuna e con un mio amico interista che era disperato, non ne poteva più dal bombardamento dalla porta dell'Inter, gli ho detto tranquillo che la vincete voi 1-0 ai 4-5 minuti e segnò Berti, ti ricordi? Tante volte succede che una squadra di Klinsmann, sì, dalla sì, linea sì, di fondo. sì, sì, sì. O quel derby pareggiato con quella papera mostruosa di Antonioli Sul tiro di Diego Stini. sì, esatto, ecco, quindi Andiamo dietro negli anni. i derby Ma infatti sono- quello che ti volevo dire era appunto questo, la zona diciamo del centrocampo dove magari la zona nevralgica è Brozovic, no? Brozovic è il facitore di gioco, quindi chiaramente ci sarà magari che sì, che andrà a bloccare in quella zona di campo e quindi ovviamente c'è anche Suso vicino, quindi quella zona sarà molto difficile da interpretare sia da una parte che dall'altra. Credo che le partite appunto si vincono sempre a centrocampo, vi butto lì, secondo voi il centrocampo, dico a Riccardo, il centrocampo quasi a 5, perché in certi momenti il Milan gioca a 5 con la punta davanti, ma i due esterni si possono allargare, no? Poi giocano comunque più dentro l'area anche loro a seconda della situazione offensiva, però in una fase di ripiegamento giocano a 5. Lì il centrocampo a 2 dell'Inter con Brozovic e ovviamente chi giocherà Gagliardini, perché penso che vicino non ce la faccia, automaticamente dovrebbe essere una inferiorità da quel punto di vista, mentre invece c'è uno sbilanciamento più in avanti, quindi è lì il punto centrale secondo te, ovviamente del centrocampo e della partita in sé? Beh, la chiave è quasi sempre lì, nel senso che comunque dipende molto soprattutto dal lavoro che faranno gli esterni, perché gli esterni in qualsiasi modulo, in qualsiasi mentalità o come dispone l'allenatore, gli esterni sono fondamentali, sia che si giochi a 3, a 2 o a 5 in caso comunque di fase difensiva. Penso che il Milan arriva dal buon periodo di forma di Biglia, che comunque sta continuando a crescere, ha fatto delle prestazioni comunque Ecco, lì come la ottime. vedi per esempio il discorso di Nainggolan che diceva prima Gigi riguardo a quella zona di campo, perché Nainggolan, a parte perché è un po' un battitore libero sulla tre quarti, però potrebbe andare a puntare Biglia, creare un problema nella ripartenza. Lì il problema può nascere se Nainggolan sarà bravo a farsi trovare pronto tra le due linee. Allora lì potrà creare dei problemi in fase difensiva, soprattutto lui dovrà essere bravo in fase di non possesso a far pressing, però penso che più che Biglia sarà che sì a dover limitare il belga, perché comunque Biglia si dovrà occupare soprattutto della manovra, di contenere, ma il vero filtro sarà che sì. Gigi, prima parlavamo con la mia bella Madunina, indubbiamente dal punto di vista musicale, quindi sono lontani ormai i tempi di Moratti e Berlusconi, no? E quindi Sì, sì. vediamo anche quello che sta accadendo a Monza, per esempio, con Berlusconi. Questa società però, parlo del Milan, sta prendendo piede in una forma finalmente sicura come dirigenza, no? Con dei volti che mettono la faccia finalmente, e che volti, Leonardo, Ma Kakà, il rientro di Maldini è sicuramente è sinonimo di questo, assolutamente, perché si è sempre rifiutato di entrare a far parte una situazione non chiara. Se è rientrato vuol dire che ci sono tutte le situazioni che lui riteneva importanti per fare un buon lavoro, ed è anche una bella immagine del Milan, compresa anche quella di Leonardo, nonostante il periodo iscariotico della sua presenza all'Inter, però è un professionista, dobbiamo cercare ogni tanto di staccarci da quello che è il tifo. però sai, il calcio che abbiamo vissuto
penso noi soprattutto che abbiamo qualche anno in più, che era legato all'aspetto romantico, questa cosa non me la fa comunque digerire. Io spero sempre che comunque ci sia fondamentalmente questa cosa. Anch'io che faccio un lavoro, anzi non faccio un lavoro, faccio una cosa che è legata, come tutte le cose che si fanno nella vita, a un aspetto professionale. A volte ho scelto invece cose con meno visibilità e anche meno riscontri economici, perché trovavo più passione e più voglia di essere in quel contesto piuttosto che in un altro. Io credo che ancora questa cosa dovrebbe essere un messaggio che bisognerebbe mandare. Magari i calciatori adesso, lui meglio di me lo sa, Riccardo, facendo procuratore, vanno da una parte all'altra dicendo poi ogni volta in ogni intervista delle banalità veramente senza limiti e senza fondo. Io mi ricordo quando il giocatore era proprietà della società e mi piaceva molto di più, perché era la società che decideva insieme al giocatore se lui doveva rimanere o andare via, ma non che tu a metà campionato cambi maglia, poi vai da un'altra parte e dici che... I tempi moderni, la legge Bosman, tutte queste cose sono cambiate. Esatto. Da un certo punto di vista è anche giusto che ci fosse una tutela maggiore. Rimane, no? Che mi piace il calcio, ma questo aspetto romantico mi manca molto, e in ogni caso vedere comunque nel Milan facce come Maldini, facce come Kakà, facce come Leonardo, come Gattuso, mi fa molto più piacere che vederne altre. Ecco, Mancini non mi piacerebbe vederlo a Milan, ad esempio. Vabbè, ha troppi trascorsi di altro tipo. Va bene, in un sottofondo magari di una specie di bossa nova, posso domandare per esempio a Riccardo invece questo nuovo acquisto che arriverà a gennaio, Paquetá. Ci brasilianizziamo. Beh, Paquetá è Senti che onore, tu quando hai potuto parlare di calcio con un'improvvisazione di sottofondo di così tanto livello? Tanta roba. Paquetá è un longilineo, un classico giocatore brasiliano di centrocampo che fa le due fasi, fa sia l'interdizione che la fase offensiva. Molti, anche ultimamente che è uscito il nome, lo accostano a Kakà, ma sinceramente io mi sento di dire che non c'entra nulla con Kakà, nel senso che comunque è un giocatore molto tecnico, sì, ma come qualsiasi brasiliano, che sia difensore, portiere, attaccante o centrocampista. Penso che in Europa possa fare, e farà sicuramente, inizierà a fare l'interno, il centrocampo. Io posso vedere in lui un futuro come caratteristica, Paolo, non so se diventerà quel tipo di giocatore, un futuro come Casemiro del Real Madrid. Penso possa diventare un giocatore così, comunque un interno di centrocampo, perché comunque ha tanta tecnica ma non ha il passo, il cambio soprattutto di passo per essere il Kakà, il futuro Kakà. Beh, prima Gigi parlava di un calcio romantico, un calcio legato quindi ai mecenati che hanno avuto le due squadre di Milano. Berlusconi ha preso il Monza con Galliani e quindi ti senti rapito da questa nuova esperienza del presidente Berlusconi? Non mi sento rapito dall'esperienza, mi fa molto piacere per i monzesi e per il Monza, ma mi dà molto fastidio ogni volta che Berlusconi apre bocca che sempre deve fare quello, cioè Gattuso lo lasci stare, cioè deve giocare con le due punte, col trequartista, lui c'ha sta fissa. Si può giocare nel campionato italiano con due punte pure e un trequartista, non è un po' estremo? La Juventus lo può fare, per forza, è talmente superiore a tutti in questo momento che lo puoi fare. Lo puoi anche fare, ma devi avere i giocatori per poterlo fare, perché poi se lo fai e magari fai bel calcio ma perdi o non vinci, alla fine sai che in Italia tu puoi giocare bene o male. La Juve gioca malissimo secondo me. A me Allegri non mi è mai piaciuto come allenatore, non mi è mai piaciuto come faceva giocare il Milan e non mi piace. Poi uno mi può dire quello che vuole, a parte che io i grandi allenatori li reputo tali quando fanno grandi cose con squadre non forti. Salire su una macchina che va il doppio delle altre e vincere i Gran Premi. Troppo facile, dici, troppo facile. Magari dico una stupidaggine, però in Italia sai che conta. Trapattoni è stato un altro esempio, non ha mai giocato un gran calcio, ma è sempre stato un grande vincente, perché ho Capello quando diceva 1-0 per noi, diceva no, sai, i giornalisti facevano le domande, ma però, e lui le ascoltava, poi diceva 1-0 per il Milan. Ecco, l'anno di Massaro noi giocavamo male, però 1-0 e vincevi. Quello è un grande allenatore, perché capiva in base al materiale umano come doveva far giocare la squadra, cosa che secondo me Sacchi non ha fatto dopo il primo anno al Milan.
cioè ha sempre detto una cosa che io da musicista non ho mai condiviso, e una sera a cena, mi ricordo in Romagna, glielo dissi anche, diceva: quello che conta è lo spartito, non sono gli interpreti. È assolutamente sbagliato. Un grande interprete fa diventare un grande brano, un brano magari non particolarmente straordinario. Un pessimo interprete riesce a massacrare un'opera. Tu dal tuo punto di vista puoi dire qualcosa, indubbiamente dal punto di vista Cioè, diciamo non è proprio un musicale. un grande spartito, se non è Ovvio. interpretato da un grande interprete, non sarà mai un grande spartito. Un piccolo spartito può diventare grande spartito perché lo interpreta un grande interprete. Invece. Ecco, cambiamo un po' di argomento. Tu hai parlato prima di un allenatore che non vorrei mai avere Mancini, no, come allenatore, però in questo momento Mancini parte da un'Italia proprio punto zero, ripartenza totale, no? Quindi la regia si manda un altro fumetto, il numero 5, vediamo un attimo, la battuta è questa: ma quanto è forte l'Italia di Mancini da una parte, non quanto il volley femminile, che sta facendo grandissimi sfracelli. Quello che voglio dire è che praticamente in un contesto del genere, della Nation League legata appunto alle nazionali, questa nuova invenzione che potrebbe essere anche una cosa un po' pesante per le nazionali e le squadre di club con gli infortunati, arrivato a un certo punto ha dimostrato che in una partita ci poteva essere la tragedia da una parte oppure l'euforia totale. In questo momento, avendo vinto al 92esimo, c'è stata l'euforia totale, ma i problemi di base esistono, quindi riusciamo a scorporare, Riccardo, una volta tanto questa logica del risultato e pensare invece a quella che è stata per esempio la partita contro una nazionale che non sta facendo, tra parentesi, molto bene, sempre un po' legnosa, no? Sì, non sta facendo bene, anche se il calcio polacco negli ultimi anni ne avrà ancora, pertanto sta sfornando dei talenti interessanti. Sulla nazionale io penso che comunque ci voglia un pochettino di tempo, perché quando tu devi un po' cambiare, un po' tanto cambiare, devi rivoluzionare, devi partire da zero, ci vuole un po' di pazienza, soprattutto perché negli ultimi 7-8 anni non hai fatto niente per avere adesso una squadra all'altezza. Mancini ci sta mettendo del suo, perché comunque sul piano del gioco le ultime prestazioni non sono state malvagie. Certo è che nel calcio ci vuole anche, soprattutto quando calchi i campi internazionali e comunque certe partite, ci vuole quell'esperienza che adesso la nazionale non ha, salvo in uno o due interpreti. In altri mi aspetterei qualcosa in più, vedi Verratti che invece continua comunque a faticare a dare, perché comunque sono tanti anni che lo si aspetta, e quello che potrebbe dare quel quid in più che invece non riesce a dare. Ok, però in questo momento storico ci rendiamo conto che anche altre nazionali hanno dei problemi. La Germania, nonostante la famosa programmazione negli ultimi 12 anni, no? Dal mondiale, con un ricambio, un mondiale vinto, un ricambio di giovani, è lì che sta scivolando nel girone B, no? Della Nation League. Non è un dramma, perché alla fine dopo contano le competizioni di altro tipo. Però vedo anche quello, la Croazia stessa che ha fatto la finale, l'unico magari è la Francia che sta veramente risalendo, oltre ad aver vinto il campionato del mondo. Quello che differenzia queste nazioni, questi movimenti dal nostro, è il fatto che in questi movimenti non si guarda in faccia a nessuno. Il movimento tedesco, lo stesso francese, ha fatto 7-8 anni comunque di vacche magre, ma hanno continuato a lavorare sulle accademie. Il calcio tedesco è avanti anni luce, adesso vabbè ci sono questi risultati, però sono sicuro che quando si presenteranno le manifestazioni come i mondiali e gli europei, questi non ne sbagliano una, ma perché portano ragazzi comunque già preparati. Noi abbiamo vinto il mondiale del 2006, classica mentalità italiana, vincendo siamo andati avanti. Sì, così ma con come quali giocatori? Invece la Germania, scusate, la Germania negli ultimi anni ha vinto tutto e ha continuato comunque a lavorare sul cambiamento. Ha costretto Lama al ritiro. Invece noi ci siamo portati Buffon per altri troppi anni. Questi sono esempi che ti fanno capire. Perché non c'è stato il famoso ricambio. Adesso andiamo un attimo in pausa pubblicitaria e riprendiamo il discorso sempre sulla nazionale.
Ecco, riprendiamo e qua abbiamo sempre un sottofondo musicale, ma è un sottofondo musicale di che tipo? Di altissimo livello, come stavi facendo, mi sembra una specie di napoletanata, no? Ecco. Beh, una napoletanata poi... Applauso perché questo O Sole Mio che identifica a livello internazionale, perché ormai sappiamo tutti, siamo identificati con quello. No, beh, siccome gli azzurri sono gli azzurri, ma azzurro Napoli, io tra l'altro tengo al Napoli praticamente quasi come al Milan, quindi tra l'altro questa cosa che è bello perché tu mi dai questi input, è stata una cosa estemporanea farla questa cosa. Ricorda, la dedichiamo alla nazionale del 2006, a quel pallone d'oro che era a Cannavaro, perché dopo vincemmo tutto da quel punto di vista, no? Quindi erano grandi giocatori. A parte che quello che dobbiamo ringraziare di quel mondiale è Materazzi. Ah beh, quello è diventato, diciamo, fondamentale è stato. Credo che senza quella pazzia di Zidane noi quel mondiale non lo avremmo potuto vincere. E siamo andati difficilmente ai tempi supplementari anche in quel caso lì. A parte che indipendentemente anche da questo discorso, questa è una mia opinione, però né la Coppa dei Campioni, né un campionato del mondo, né una Coppa di una grande importanza si possono decidere i calci di rigore. I diritti TV, tutte queste cose costringono a dei tempi, però una partita va rifatta. Perché a quel punto lì è meglio tirare la monetina, almeno non mandi in depressione nessuno. Una volta lo rifacevano. Certo, negli infatti anni una 60 volta le rifacevano, noi vincemmo no? l'Europeo con la Polonia, proprio con la Polonia, dopo uno 0-0 con gol di Anastasi e di Domenghini. Con la Jugoslavia, sì. Beh, ma volevo vedere se eri preparati. E poi anche il discorso del Milan con l'Intercontinentale, mi sembra che fu rifatta la partita con le Studentes, credo, o non fosse era andata a ritorno. Era andata a ritorno, quella lì quando ci massacrarono di botte. Infatti. Va bene, cambiamo argomento era il 69, perché stiamo parlando di Italia, quindi O Sole Mio, ma parliamo anche già nel passato di momenti storici legati all'internazionalità del calcio, e quindi vediamo che subito dopo questo turno di questo weekend ci sono le coppe, e quindi vediamo un attimo la grafica, la numero 3. Ecco, vediamo qua le partite di martedì 23 ottobre, Roma CSKA Mosca, il Manchester United con la Juventus. Poi abbiamo mercoledì 24 ottobre Barcellona Inter, Paris Saint-Germain Napoli, e poi il vostro Milan giovedì gioca con il Real Betis e il Marsiglia con la Lazio col Marsiglia, insomma. Vedendo un attimo, diciamo, la disposizione, diciamo, di queste partite, quanto può in qualche modo influire l'obiettivo di superare, diciamo, il girone, ma al tempo stesso anche di prendere bei soldarelli, perché quando vinci in Coppa, in Champions, quindi ti arrivano tantissimi soldi sul derby per ciò che riguarda l'Inter da quel punto di vista. Dico a Riccardo che è più tecnico da questo punto di vista. Ma di sicuro il fatto di avere una partita così importante come il derby prima non aiuta, ma penso neanche svantaggi, perché comunque sono giocatori tutti... Cioè non pensano a quella partita lì. Ma di sicuro adesso stanno pensando al derby e alla partita contro il Milan. Sono giocatori comunque tutti di livello internazionale, quindi abituati comunque a partite sia con la nazionale che con la squadra di club ogni 3 giorni, anche perché l'Inter comunque arriva in una posizione non negativa a questo scontro col Barcellona, e quindi magari questo può anche aiutare ad affrontarla con calma. Penso che possa fare e dire la sua, perché è una squadra molto cinica, bisogna stare attenti ad affrontare l'Inter in questo periodo. Il Barcellona non è più il Barcellona. Il Barcellona non è più il Barcellona. Poi quelle partite qui, con questi giocatori, il mio punto di vista è che dipende sempre come stanno
certi giocatori, cioè dipende sempre come martedì sta Messi, perché sono giocatori... Come stanno messi. Come stanno Messi, come sta... Perché sono giocatori, Gigi. sono giocatori in grado di cambiarti comunque le sorti di una partita, quindi se incontri il Messi e Ronaldo al 100% diventa È un po' dura. dura. Hai parlato di Ronaldo, allora a questo punto qua parliamo un attimo della Juventus in Coppa. Faccio solo una piccola appendice a quello che ha detto lui. Credo che l'Inter non abbia nessun problema per il semplice fatto che 28 squadre su 28 che hanno vinto le prime 2 partite, hanno fatto 6 punti dopo 2 turni, sono sempre passati agli ottavi, quindi la vedo impossibile che l'Inter a questo punto non passi il turno. Un'altra guffata questa. No, Sì, no, secondo me no. No, non è una guffata. Però magari scherzando. sotto, che ne so. No, non è una guffata No. assolutamente, anzi a me fa piacere che l'Inter vada avanti e che spenda energie in Coppa, quindi così noi magari poverini da dietro Allora appunto a questo punto il Milan con l'Europa League il fa Milan atto con di l'Europa League presenza, si fa le energie. ma sì, ma considerando le squadre che sono in Europa League, Milan dove riesce a arrivare arriverà, ma è un'esperienza che si fa, si gioca, ma infatti Gattuso l'ha già dimostrato facendo giocare anche in certe partite, rischiando anche di non vincere, come quando abbiamo fatto quella partita dove abbiamo vinto 1-0 con gol di Higuain. Cioè si gioca, ma credo che il Milan quest'anno cercherà di concentrare le proprie energie al massimo per cercare di arrivare almeno quarto. Senti, per ciò che riguarda la domanda che volevo farti, che riguardava appunto la Juventus, perché sembra un po' il tormentone. Non parlo di calcio. Ce la farà quest'anno ad arrivare in qualche modo a cogliere il frutto proibito di questa Champions che continua a scappare? È il momento giusto in teoria, no? Io spero proprio di no, però spero proprio di no, e diciamo che proprio se non la vincono quest'anno veramente è meglio che vadano avanti a vincere i loro 50-60 scudetti nel nostro orticello quando giocano da soli, perché veramente credo che a livello generale, indipendentemente dal fatto che comunque le squadre inglesi sono sempre molto bene attrezzate e sicuramente anche gli altri lo sono, però né il Bayern, né il Real Madrid, né il Barcellona sono così mostruosamente avanti rispetto a come era invece la Juve di qualche anno fa. La Juve in questo momento ha un impianto societario e una rosa di giocatori veramente di un livello. Quindi potrebbe farcela. Potrebbe Potrebbe sì. farcela. Va bene, allora cambiamo argomento, torniamo un po' a bomba dopo aver parlato di derby, per ciò che riguarda il campionato, quindi la grafica che riguarda appunto il campionato. Eccola qui, è sempre la solita battutina, ma chi vuoi che vede in Serie A Frosinone Empoli, perché c'è questa partita, perché sarà mica fantastica in Premier Cardiff City Fulham, perché io qua riporto un po' la polemica che io porto un po' avanti, nel senso che noi sappiamo benissimo che il calcio italiano è un disastro per tantissimi motivi a qualsiasi livello, però arrivato a un certo punto noi chissà perché, un po' per furbizia, un po' per bravura, in qualche modo noi riusciamo sempre a cogliere il famoso frutto, anche in questo caso, no? E quindi c'è sempre questo luogo comune di dire che i campionati, gli altri siano più belli, spettacolari, e probabilmente lo sono, ma il nostro è molto difficile dal punto di vista tattico, e non è un caso che, ho visto una classifica di giocatori venduti all'estero, noi esportiamo ora tanti giocatori, quindi vuol dire che vengono formati nel nostro campionato. Siete d'accordo, Gigi? Io sono d'accordissimo su questo fatto, soprattutto perché la dimostrazione la danno le coppe. È vero che da tanto tempo non si arriva a vincere, però giocare contro una squadra italiana è sempre un problema importante. Noi facciamo questi discorsi, ma l'ha dimostrato l'Inter in questo momento col PSV Eindhoven. Sembrava che il PSV Eindhoven dovesse farsi un boccone dell'Inter, invece ha fatto proprio una figura di assoluta inferiorità. È questione tattica proprio, noi certo, siamo dei maestri da questo punto di vista. Esatto, quindi e soprattutto sottolineando il fatto che noi non siamo in un momento particolarmente florido del nostro calcio a livello nazionale, quindi pur non essendo in questo momento a livello generale nella massima espressione del nostro calcio, proprio dovuto al fatto economico che ha portato quasi sempre i grandi talenti più in Spagna, in Germania e in Inghilterra, dove gli ingaggi sono molto superiori,
nonostante questo noi riusciamo sempre a dire la nostra a livello di club, perché poi invece chiaramente a livello di calcio nazionale si vede che siamo invece regrediti moltissimo, ma questo d'altronde non può essere diverso se tu hai troppa gente straniera a giocare nelle tue società di club. Questo è un po' colpa di questi signori qua davanti, Riccardo Svanera in questo caso. Qual è il tuo punto di vista quindi? Ma io penso che ho un'idea anch'io su questo discorso. Penso che comunque la Premier e il campionato tedesco sono molto più bravi a livello organizzativo, a vendersi a livello organizzativo. Scusi, ti fermo, però quello tedesco... Ma a livello organizzativo in Germania sì, sono... Sì, questo sì, però visto che si pensa sempre a recuperare delle risorse per il campionato interno e quindi riuscire dopo a comprare il giocatore importante anche per... lo fa la Juventus, lo può fare solo la Juventus, quindi quello che voglio dire è che alla fine tolto il Bayern, anche loro... Sì, no, ma cioè, è per quello che ti dicevo, a livello organizzativo sono nettamente migliori di noi. Il discorso è che, come penso io, il calcio vero è in Italia, nel senso che comunque in Italia abbiamo la miglior scuola di allenatori, che è Coverciano, e da qua parte tutto il discorso. Mi fa piacere questa tua affermazione, perché sembra quasi... è un dato di fatto, nel senso che comunque dove fanno scuola, come ricordava prima Gigi, incontrare una squadra italiana per le squadre estere è sempre dura, gli allenatori esteri, gli allenatori italiani all'estero fanno faville, vanno per la maggiore. Penso che comunque noi dovremmo migliorare qualche step a livello organizzativo, soprattutto a livello di infrastrutture. Il calcio italiano è in crisi soprattutto da quel punto di vista lì, perché se io penso che noi prendiamo a modello una società, una squadra come l'Atalanta, va bene, l'Atalanta è una società modello e bilanci sani, però ricordiamoci che l'Atalanta per giocare una partita di Europa League deve andare a Sassuolo, non allo stadio. Quindi queste sono pecche e sono lacune su cui dobbiamo lavorare. Resta il fatto che in campo, dal mio punto di vista, comandiamo ancora noi. Bene, siamo entrati nell'argomento del campionato, quindi vediamo un attimo le prossime partite di cartello del weekend calcistico. Vediamo un attimo, eccole. Allora, io ho sviscerato, guardando Bologna-Torino, non le diciamo tutte, bene o male le conosciamo, no? Ecco, ho sviscerato delle aree di interesse a seconda delle fasce diciamo di interesse da questo punto di vista e penso per esempio a una fascia centrale, perché è ovvio che la prima partita, diciamo, guardando la classifica, Juventus ha 24 punti contro il Genoa 12, c'è qualcosa di interessante per ciò che riguarda il giocatore Piontek, no? Che è già un po' candidato a passare al Napoli in prossimo futuro, no? Quindi l'interesse forse è da questo punto di vista, ma non dal punto di vista, diciamo, della partita. Pensavo per esempio alla fascia centrale dove c'è un Sampdoria-Sassuolo, quindi 14 punti contro 13 che si giocherà appunto lunedì, che sono secondo me un po' le rivelazioni di questa prima parte, anche se poi il Sassuolo è inciampato un paio di volte, però comunque ha sempre 13 punti. Ha incontrato il grande Milan. Ha incontrato il grande Milan, ha incontrato il debole Inter alla prima di campionato. Poi abbiamo un Parma 13 contro la Lazio, quindi anche questa è un Parma che in casa è sempre non ha difficoltà, fuori casa un po' di più, è una Lazio che è sempre ancora in una fase che non si riesce bene a capire, perché se è carne o pesce. Quindi dall'altra parte invece l'ultima partita, Fiorentina 13 e Cagliari 9. Quale di queste tre, secondo il vostro punto di vista, è interessante e consigliereste di andare a vedere? Quindi Sampdoria-Sassuolo, Parma-Lazio, Fiorentina-Cagliari. Io mi vedrei più volentieri Parma-Lazio. Parma-Lazio? Sì. Sono anche più vicine forse, beh sì, sono vicine anche questo da un punto di vista numerico. No, ma a me piacerebbe vedere Parma-Lazio perché il Parma mi ha impressionato favorevolmente. Mi piace molto vedere giocare quel matto del Gervinho. Esatto. E poi perché la Lazio comunque è un po' sempre un po' così incompiuta, però c'ha dei giocatori molto interessanti, ha un bel modo di giocare e credo che sarà una partita molto divertente. Invece Riccardo, quale partita consiglieresti? Anch'io Parma-Lazio, perché comunque il direttore Fasano ha costruito una bella squadra importante. Anche Sampdoria-Sassuolo
vede due allenatori comunque adesso un po' sulla cresta dell'onda, anche se io non vado matto per questi trionfalismi subito a inizio carriera, però Giampaolo e De Zerbi stanno facendo bene, hanno idee chiare. Giampaolo però è il secondo anno che sta facendo ma molto Giampaolo bene, infatti dal mio punto di vista sarebbe ancora che meriti una grande squadra. De Zerbi ho ancora delle riserve perché nonostante ce lo conosca, il mio conterraneo bresciano Roby, però da qui a dire, cioè dopo nel calcio bisogna fare i risultati, bisogna anche vincere, perché sennò se sei solo bravo a mettere le squadre in campo... è quello che dicevamo prima. Guardiola senza le vittorie restava un visionario, ecco, alla Bielsa. Stai entrando in un discorso del genere. Volevo fare una piccola sottolineatura a quello che ha detto lui. Questo problema del subito, del trionfalismo e subito, ormai è diventato un fatto legato al merchandising e a questo momento, perché lo stesso vale per i calciatori. Adesso magari Piontek diventerà, stavo dicendo Ray Charles, diventerà Charles o diventerà il più grande centravanti della storia. Però giustamente anche l'altra sera Collovati diceva, una volta noi per riuscire ad avere un ingaggio, per arrivare a essere considerati a un certo livello, dovevamo fare 2 o 3 stagioni a un certo livello. Adesso uno fa 2 partite bene e automaticamente viene incensato e viene subito catalogato come un fenomeno, sia che si faccia il calciatore, sia che esso faccia l'allenatore. Quindi questa è una cosa effettiva. Hai parlato di Ray Charles, quindi ti consiglio di pensare a una canzone in stile. Non lo so, Georgia, Georgia, the world they threw, just an old sweet song. Keep Georgia forever on my mind. Fermo, no? Io lo so perché potresti andare avanti per... No, è per trasmissioni di calcio, non voglio tediarvi, ragazzi. Va bene, allora le altre 2 partite le scartiamo, allora, anche se poi c'è il progetto della Fiorentina che è molto giovane. Ecco, una domanda su Chiesa, perché su Chiesa stanno convergendo molti giudizi positivi. Ho sentito dire anche che dal per Vaticano? esempio... Anche dal Vaticano. Anche dal Vaticano direttamente. Chiesa, rispetto diciamo al padre, pare che dicono che appunto sia migliore del padre. Secondo me è un po' difficile riuscire a recuperare quella categoria che il padre invece aveva toccato. Dico, a me sembra che siano diversi soprattutto, cioè il padre era molto più punta di quanto non lo sia il figlio, e poi è il discorso di prima, il padre lo ha confermato in una carriera il suo valore. Adesso questo è sicuramente un prospetto bellissimo di un giocatore di talento che però aspettiamo di vedere, cioè, sai, poi la Fiorentina è una squadra assolutamente di tutto rispetto, poi quando dalla Fiorentina passi a giocare nell'Inter, nella Juve o nel Milan, i pesi che ti vengono addosso cambiano e quindi bisogna vedere anche come tu reggi a determinate... Riccardo, invece su Chiesa, ma anche su un profilo che puoi aver visto, che ti piace, che Mancini è andato a proporre, penso per esempio a Barella, per esempio. Sì, per me Chiesa è il migliore 97-98 che c'è adesso in circolazione. È già un giocatore forte, ha un passo molto importante. Non è, sono d'accordo, il padre giocava più davanti. Questo rappresenta un po' il prototipo del calciatore moderno, nel senso sono quegli esterni, il ruolo che va più di moda adesso, fisico, tanta corsa. Se voi fate caso è difficile spostarlo nonostante non sia altissimo, e quindi per me farà un'ottima strada. Penso possa essere
l'anno prossimo l'anno che possa lasciare Firenze e andare all'Inter. Una grande perché, squadra. sì, io penso che possa andare all'Inter perché Spalletti stravede per lui, ha sempre detto... Per il suo modulo potrebbe andare bene, Sì, no? potrebbe andare L'esterno dei tre davanti. Per quanto riguarda Barella, è un giocatore interessante anche lì, bisogna vedere poi come si evolverà la carriera, soprattutto come approcceranno questi ragazzi il salto in una grande realtà, perché finché si è a Firenze, a Cagliari, comunque in società dove se perdi, se vinci, guardano la prestazione che fa il passaggino. Dopo quando sei all'Inter, al Milan, alla Juve, sai, all'Inter al Milan scendi in campo ai San Siro. Cioè, Cambiano le prospettive da questo punto di vista. Ecco, una zona interessante, perché uno dice, vabbè, c'è il derby che fagocita tutto dal punto di vista appunto dell'attenzione mediatica, ma in realtà ci sono 3 partite sul fondo classifica molto ma molto importanti. Abbiamo un Frosinone-Empoli su cui ho scherzato precedentemente, dove abbiamo un punto del Frosinone contro i 5 dell'Empoli, quindi attenzione perché se l'Empoli perde va a 4 il Frosinone lo raggiunge quasi. Poi abbiamo la fine delle favole, l'ho definita quella tra Chievo e Atalanta, 1-6, perché l'Atalanta sta veramente segnando il passo, e quindi fine delle favole. E ve lo domando da questo punto di vista sia dell'uno che dell'altro, perché il Chievo ha una sua bella tradizione del passato, no? Per essere una squadra che si è sempre salvata in tempi diciamo giusti. E poi abbiamo un Bologna-Torino che non è chiaramente della bassa classifica, però in qualche modo riesce ad avviluppare nelle spire diciamo della bassa classifica questo Bologna che se perde contro un Torino che fuori casa comunque non perde, mi sembra che abbia pareggiato, credo, sempre, quindi arrivato a un certo punto sono 3 partite molto ma molto difficili e complicate. Mi soffermerei un attimo sul discorso del Chievo all'Atalanta, che sembra quello un po' che lascia un po' sgomenti, no? Il Chievo che negli anni ha dato dimostrazione di salvarsi bene, e l'Atalanta che invece dopo l'eliminazione in Coppa ha segnato il passo. ma l'Atalanta ci può stare, sono alti e bassi, comunque non è una società abituata sempre al vertice, quindi ci può anche stare, comunque penso che quest'anno raggiungerà comunque una salvezza tranquilla. Il Chievo anche per me resta un mistero, nel senso che comunque da un paio d'anni si è delineata comunque una svolta societaria, perché non riesco a capire, io mentre guardavo comunque 2 o 3 partite del Chievo, questa politica, comunque ricordiamoci che il Chievo è la squadra con l'età media più alta della Serie A. E non cambia mai, non acquista mai, vende i Quindi suoi allora pezzi. a questo punto se devi comunque retrocedere o comunque salvarti a fatica, tanto vale provare Qualche nuovo qualche prospetto. giovane, anche per il calcio italiano, e invece così mi sembra che abbiano imboccato un tunnel da cui è difficile... Questa è un'affermazione importante quella che stai uscire. dicendo, perché evidentemente loro avevano sempre un budget e rimanevano sempre sul limite, vuol dire che Ma invecchiando non hanno fatto ricambio. non capisco questa politica di avere comunque una squadra molto vecchia, non alta a livello di qualità, perché sai comunque se mi dicono abbiamo una squadra vecchia ma con giocatori importanti fanno certo. un buon calcio, invece hanno una squadra vecchia, fanno fatica a far calcio e non capisco, cioè tanto vale allora inserire dei giovani, abbassare l'età media e lavorare per il futuro. E per questo ci sono i procuratori, no? Quindi diciamo... No, beh, Anche perché procurato- poi soprattutto cercando di salvarsi l'aspetto della fisicità è prevalente, cioè giocare le partite con il coltello fra i denti e correre tanto a volte ti dà molti più risultati che giocare bene, specialmente se non hai giocatori tecnici per poterlo fare. Se una squadra ti pressa in una maniera soffocante e non ti fa giocare, è più facile che riesca a portare a casa a volte dei risultati anche con delle grandi squadre importanti, come ha fatto il Parma con l'Inter, o come ha fatto il Sassuolo stesso con l'Inter, o come tutti, ma l'Atalanta stessa col Milan, il Cagliari col Milan, e poi abbiamo fatto l'Empoli. Quindi sai, se lotti tanto e hai una squadra che lotta tanto, hai molta più possibilità di fare punti che non... Gigi, invece parlando c'è Bologna-Torino, no? Quindi una nobile decaduta di Inzaghi, allenata da Inzaghi, e Torino che è sempre questa squadra che dovrebbe fare quel passo, Sì, che è sempre quel a salto di bagnomaria. sempre un po' a metà classifica. Io invece domando a te, cercando dopo di rilanciarmi dal basso della classifica verso l'alto, quale squadra o che gruppo di squadre potrebbero in qualche modo bloccare la Juventus? Perché io penso che esistano delle squadre, ne abbiamo un po' parlato anche precedentemente, ma anche la Sampdoria, no?
che potrebbero creare dei grattacapi, perché uno va in un campo come quello di Genova e non è facilissimo andare a prendere i 3 punti. Quindi quali sono le squadre, penso anche al Torino, il derby stesso, no? Infuocato magari della Mole, quali sono le squadre che possono in qualche modo bloccare la Juventus e quindi ripassiamo alla zona alta della classifica? Ma per non dilungarci io direi tutte e nessuna, perché la Juventus di questo momento è in grado di fare un campionato a sé. Se le può battere tutte? Per me la Juventus potrebbe tentare di fare il record di vincerle tutte, perché è veramente, cioè, per certi aspetti mi ricorda un po' il Milan che aveva in campo Van Basten e poteva togliere Van Basten e mettere Papin. Cioè, se tu pensi alla qualità della panchina della Juve, che è straordinaria, e a quelli che hanno in campo, che rispetto a tutti gli altri del campionato italiano, cioè, possono permettersi di fare come il Milan che perdeva a Firenze 3-0 e poi vinceva 7-3, il Milan di Capello di quegli anni là, o che vinceva 5-3 con la Lazio in casa dopo che era sotto 3-1. Cioè una squadra che può fare 6-7 gol nel giro di 20 minuti senza nessun problema con i giocatori che ha davanti. Ecco, un pensierino per l'alta classifica, c'è Udinese e Napoli, sono 10 punti di differenza tra 8 e 18 tra Udinese e Napoli, e la partita precedente l'Udinese ha perso 2-0 sempre a casa friulana, Udine, con la Juventus, quindi c'è una specie di confronto indiretto con il Napoli. Tu pensi che il Napoli possa essere la squadra di quelle papabili, diciamo, Napoli, Inter, Roma, Lazio, quella veramente più vicina, al di là del fatto che la classifica lo descrive, più vicina alla Juventus? Sì, assolutamente sì, prima di tutto perché ha un allenatore di grandissima esperienza e di grandissimo livello tecnico e umano, secondo me, e se il buongiorno si vede dal mattino sarà l'unica che riuscirà a vedere il fanalino di coda della Juve, perché come ho detto prima, tutte e nessuna possono minacciare la Juve, perché dipende dalla Juve vincere o perdere in questa situazione. Cioè, se tu decidi a un certo punto di avere la macchina più veloce e diffonderla, allora è un altro discorso. Ma il Napoli mi sembra la squadra, innanzitutto perché aveva già una struttura precedente, ha cambiato abbastanza poco, e soprattutto adesso con Ancelotti bada più al sodo magari e meno all'estetica più pragmatico. Certo, e quindi secondo me farà più risultati in generale. Sì, tra parentesi mi rivolgo a Riccardo per ciò che riguarda questo prospetto Piontek, che in qualche modo è stato annunciato dal vulcanico presidente De Laurentiis, e visto che vuole anche allungare nel tempo il contratto fino a 6 anni, quello di Ancelotti. Quindi è una boutade così del momento oppure no? Beh, è una buttata o no, il Napoli dal mio punto di vista è l'allenatore più forte che c'è in questo momento al mondo. Comunque si è visto nella partita contro il Liverpool, ha una capacità di preparare comunque le partite, di interpretarle, soprattutto penso che la differenza tra Ancelotti e gli altri sia questa sua grande capacità di dare tranquillità comunque a giocatori che, come nel caso del Napoli, non hanno una grande esperienza internazionale. Se pensiamo che in Champions League comunque quello che ha più presenze del Napoli è Albiol, che ha 52 presenze, adesso vado a memoria. Ancelotti ne ha 152 panchine. Cioè, quindi è troppo importante per il Napoli aver avuto l'opportunità di prendere un allenatore così. Questo non basta per superare la Juve. Penso che la Juve, come diceva prima Gigi, è destinata, se non a vincerle tutte, comunque a eguagliare il record che fece Conte il primo anno, a non perderne neanche una. Dopo sta semplicemente alla Juve. Il Napoli comunque lo vedo attrezzato, lo vedo pronto, è una squadra, come si diceva prima, che è da tanti anni che gioca insieme. Ancelotti con grande umiltà è arrivato e non ha stravolto
tutto come potevano fare molti allenatori, ha pian piano messo il suo timbro su questa squadra. Timbro, cercando di valorizzare tutta la rosa. Siamo arrivati alla fine di questa ora di Che Calcio Che Fa, prima puntata, quindi io vi ringrazio perché insomma vi conosco, quindi so benissimo la vostra pertinenza dal punto di vista calcistico, e Gigi sappiamo la pertinenza da un punto di vista altamente creativo e musicale, e quindi ci congediamo innanzitutto con due situazioni. Uno, Gigi, le prossime date, dove suoni, a memoria, se ti ricordi? Le prossime date sono, il primo concerto che faccio è sabato 20 ottobre a Magenta, al P31, che è un posto molto carino dove si mangia e si beve molto bene, dove il proprietario è una persona molto appassionata di musica e di arte in generale, si chiama Angelo Oldani e sta cercando di portare avanti un discorso come quello che facevamo prima dal punto di vista, diciamo, creativo, esatto, fatto bene. Esatto. Poi ho diverse cose nel prossimo futuro che mi sembra siano... A Magenta mi sembra. A Magenta, giusto? appunto, il 20 a Magenta, il P31, che è questo sabato. Martedì dovrei essere a Milano in un posto dove suono spessissimo e dove faccio standard jazz, che è una cosa che si riesce a fare pochissimo ormai da tanti anni, in un posto che si chiama Straripa, in Ripa Ticinese al 19. Insomma tanti altri posti, perché tu sei sempre impegnatissimo quasi ogni sera. Quindi. Il 27 sono a Carnate, Usmate, in un centro Arci, anche lì gestito da una persona molto appassionata che si chiama Gino Fiocca. Il locale si chiama Arci Mingus Live, dove lì suono praticamente mensilmente, dove mi piace molto andare, tanti amici. Poi ci sono altre cose. Allora, nel frattempo che congedo Riccardo parlando del suo blog, quindi dal punto di vista diciamo della sua attività abbigliamento e blog, e quindi anche calcio ovviamente, stimolo Gigi per sfumare, diciamo, questa prima bellissima puntata di Che Calcio Che Fa con un pezzo di sottofondo. Riccardo, il tuo blog? Ma noi abbiamo creato questo blog 4 anni fa, che va di pari passo con l'attività comunque di commercio al dettaglio che facciamo. Parliamo di calcio, di abbigliamento, di scarpe da calcio, approfondiamo, e poi abbiamo parallelamente una rete di scouting su cui ci muoviamo quotidianamente, andiamo a vedere i giocatori, li selezioniamo. Ecco, insomma, Che Calcio Che Fa? Prima puntata, abbiamo parlato di calcio e non, vedi un blog, in questo caso con Riccardo Zanera, abbiamo parlato di musica con il grandissimo Gigi Cifanelli. Io vi ringrazio, ci vediamo tra una settimana, ma nel frattempo, se qualcuno vuole ascoltare su Silver Music e Radio, c'è sempre Che Calcio Che Fa in radio ogni lunedì dalle 11 alle 13. A venerdì prossimo, ciao!